Buongiorno ragazzi, buongiorno, eccoci qua lunedì. Comunque, spero che state tutti bene. Siamo qui, siamo vivi, non ci possiamo lamentare. Il paese nostro è in pace, non ci sono guerre, non c'è catastrofe. Siamo tutti più o meno sereni. Comunque, banda alle ciance. Prima di vedere il video vi consiglio di mettere un like, di commentare se casomai non vi piace quello che dico e di iscrivervi al canale per chi non è iscritto, e sono tanti. No, pare, no, a posto, pare a posto. Niente, il marocchino mi voleva pulire i vetri, sono puliti, la macchina sta finendo, il vetro è pulito, lavami la macchina. Detto questo, ragazzi, ora banda alle ciance. Io voglio dire una semplice cosa, ma mi è finita ad innervosirmi con gli juventini, e ormai i nostri nemici non sono più gli interisti, il milanista, il napoletano, il fiorentino e quant'altro. Praticamente tutti, perché se non sei juventino sei anti-juventino. Però qua quest'anno c'è una novità importante, che anche gli juventini sono diventati anti-juventini. Anche gli juventini sono anti-juventini, e a me questo modo di fare non è che lo gradisco. Vabbè, siamo liberi, ognuno a casa sua, di parlare, di dire quello che può, però che fate i sapientoni come se voi avete capito tutto, mi fanno girare i coglioni che non avete capito un cazzo. Allegri, lo vediamo tutti che allena di merda. La Juve la vediamo tutti che il gioco che è quello che è, non è il massimo di quello che si, però ha una forza, e la sua forza è il reparto difensivo. La vogliamo togliere la difesa? Io ho un bar, faccio pasticceria, faccio tavola calda, ma mi distinguo per il caffè me la ciucciano per il caffè parlando. Poi i dolci c'è chi lo fa meglio, c'è chi lo fa ancora più meglio, ma ognuno ha il suo reparto che funziona. La Juve funziona in difesa, poi piano piano sistemiamo il centrocampo e si costruisce più gioco. Le punte la possono buttare dentro. Non vedi che segna chiunque nella Juve? Chiunque segna. Io se vado alla Juve segno pure io. Dice, ma tu porti le borracce? Sì, segno pure io. Ma cosa vuoi? L'Inter fa una partita buona, una meno buona, una mediocre, una spettacolare, cioè non è che è stabile. Anche l'Inter, che è la migliore, come dicono tutti, vabbè, ci posso anche stare. Però ieri non si sono amplificati due fattori: il fallo di Lautaro su Lobotka, che l'ha cinturato. Per noi era fallo tutta la vita, e un sospetto rigore che le hanno dati di peggio su Osimhen, caro Acerbi, che gli stava trangiando una caviglia. Vabbè, sono episodi. Ora l'arbitro può sbagliare, essere umano è, ma hanno inventato il VAR. Perché non si guarda con queste squadre il VAR? Perché non si controlla il VAR?
con la Juve, anche se c'è un fallo nella bandierina del calcio d'angolo nostro, non dell'avversario nostro, si controlla il VAR, buttano scoreggio Bremer, controlliamo il VAR. Io questo lo vorrei capire. Poi poteva vincere 1-0 invece di 3-0 l'Inter, ma non lo so, se finisce 0-0 il primo tempo è tutto da vedere, ma comunque non lo possiamo dire. Avete vinto, va bene, 3-0 va bene, siete bravi, forti, però questi juventini che mi fanno gli sportivi, che hanno nei loro canali le chat piene di anti-juventini che li spottano da una vita, non ci puoi discutere con questi di sportività. Io posso parlare sportivo con un tifoso avversario sportivo, capito? Però a voi, siccome i follower, i like, le iscrizioni vi interessano e non vi frega se vi insultano la madre, la sorella o il cane, fate voi, ma smettetela, Juventini Fassolini, smettetela. Juventini, non dite allora che siete Juventini, cambiate squadra, perché voi con la scusa di Allegri nominate sempre la Juve, con la scusa di Allegri nominate sempre la Juve, gioca il Frosinone e mettete in ballo la Juve, gioca l'Empoli e parlate male della Juve, ma dice ma la Juve non ci ha giocato lunedì, no, cioè state fomentando merda sulla squadra, peggio degli avversari, state fomentando merda sulla Juve, peggio dei tifosi avversari. Ma vi rendete conto, Gianni Bianco, nati per vincere di sto cazzo, Osimhen di sta minchia, vi rendete conto che state fomentando solo odio contro la Juve? Allegri se ne va via, Vlahovic se ne va via, Chiesa se ne va via, ma la Juve resta, la Juve resta. Quindi volevo sottolineare che mi fate vomitare, quando vi sento mi fate vomitare. Potete essere critici con la squadra, sul gioco, sulla prestazione, ma non deve essere una missione la vostra è diventata una missione contro la Juve. Allora passate all'Inter, passate al Milan, passate al PSV, al Borussia, dove volete andare, però non vi spacciate per Juventini con dei banneri, capite, delle spade, dei loghi, tutti i stemmi, magliette, magliettine, e prima a cagare il cazzo siete voi. Io penso che €1 non ce l'avete dato mai alla Juve, tra l'altro, e pretendete. Comunque facciamoli parlare. Io penso che se la Juve vincesse lo scudetto, questi si farebbero fraciti, morirebbero fraciti. Questo è sicuro. Ragazzi, cari belli, sta minchia, belli. Cioè io vedo come ieri sera entro nella chat di Gianni Bianco, canale Juventino, e devo vedere che prende per il culo i tifosi juventini per farsi bello con qualche interista o milanista, possibilmente pure femmina, dei suoi follower, per farsi bello. Cioè prende per il culo i tifosi della Juve e finite al contrario.
è finita, non si capisce più un cazzo, è finita al contrario. Tutto qua, tutto qua. Grazie, grazie, grazie. Ora mi sento meglio. Chi lo sente, ma io mi sento meglio. Una buona giornata e ci aggiorniamo. Non so quando, ma ci aggiorniamo.